Pompieropoli, ovvero la città del soccorso, una piazza dei signori a Vicenza trasformata per una domenica in una centrale operativa dei vigili del fuoco destinata ai più piccoli per un fine importante, come tradurre nel linguaggio più semplice e immediato la potenza dell'inclusione in tutti i campi, proprio nel giorno in cui si è celebrata la giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo. Quella del capoluogo berrico era di fatto una prima nazionale per la Pompieropoli per l'autismo, soccorso inclusivo, allestita dall'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco. Centinaia di bimbi nell'arco di tutta la giornata hanno potuto prendere parte a numerose esercitazioni sviluppate per loro con lo scopo di far apprendere attraverso il gioco i corretti comportamenti da adottare in caso di pericolo. Il percorso inclusivo era composto da indicazioni realizzate attraverso immagini PEX create apposta per facilitare una comunicazione con bambini affetti da disturbi dello spettro autistico. Prove come la salita di una scala, la discesa del palo dopo una chiamata di soccorso, come nelle caserme dei vigili del fuoco, oppure entrare in una casa invasa dal fumo, attraversare un tunnel, salvare un gattino. Chi ha affrontato le prove ha ottenuto un diploma di pompiere junior e una lezione da ricordare in futuro.